Questo è il fiume Brenta e questa è una pista che dovrebbe arrivare fino a Trento, ciclabile e naturalmente camminabile. Io però vado in quella direzione, guarda cosa c'è. Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano, noi ci daremo la mano ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore, ed un bacin d'amore. Vabbè, ma perché? Io lo so perché non è una canzone, diciamo, virile marziale, questa l'avete fatto così, no? Popolare. Per ribadire che siamo sul ponte di Bassano. Oh. Comunque, scusate, voi avete dato anche il nome al ponte, perché una volta si chiamava il Ponte Vecchio, ma poi a un certo punto l'hanno chiamato il Ponte degli Alpini. Ci sarà un motivo storico? Dopo nel 48 è stato ricostruito dagli Alpini. Ah, non perché ci siete passati sopra col generale, ma perché l'avete ricostruito? Ricostruito dagli Alpini. Ho capito. E così ha preso il nome Ponte degli Alpini. Giustamente. Perché allora, la cosa pazzesca è questo ponte qua, secondo me è il più giapponese dei monumenti italiani, perché i giapponesi i loro monumenti li fanno di legno e li rifanno sempre uguali. Questo ponte qui è stato danneggiato, distrutto, ha subito di tutto un sacco di volte. Parecchie volte. Sempre rifatto nuovo, uguale come era prima, secondo il progetto del Palladio. Dovrebbe essere 1566, ma non lo so, la butto lì, poi dopo controlleremo. È un simbolo, è un capolavoro architettonico. Questo è un museo storico di Bassano? Gli alpini sono legati, certo, al loro spirito di corpo, certo al ponte, certo al cappello, ma anche alla grappa. È un pregiudizio che vi trova? È un'offesa? La grappa È nata la grappa. Lo so. Nardini. La mia preoccupazione di offendere l'onore etilico degli alpini è del tutto infondata. Chi dice che il vino fa mal, son tutta gente da ospedare e ne ho bevuto tanto e non mi ha fatto male, e l'acqua minerale che la fa male e il vino me fa cantare. Salute. No, non è molto pedagogico per il bambino, ma lui non ha ancora capito bene. Prego. Questa è la famosa tagliatella, dico bene? Che in Emilia-Romagna ha un significato, mentre qui ne ha un altro totalmente diverso e ha una storia molto particolare. Mi parli della tagliatella, perché la tagliatella mi ha parlato a suo tempo. Una volta ventenne sono venuto qui, non sapevo cosa fosse la tagliatella e l'ho assaggiata, era molto gustosa, io non mi ricordo se c'era freddo fuori o meno, e ne ho abusato un po' e sono stato felice per diverse ore. Alla sera c'era l'usanza di non buttare via nulla di tutti i nostri prodotti che già allora si facevano. Come potete vedere abbiamo le nostre vecchie giare che sono in rame e ogni giara ha il suo rubinetto con la sua leccarda. Ecco. La leccarda è lo sgocciolio, diciamo. Esatto. Ogni volta che questa leccarda era piena veniva immessa dentro una damigiana. Ovviamente, poiché ogni giara conteneva un prodotto diverso, era ben facile capire che tutte queste leccarde confluivano e quindi erano tanti prodotti diversi che venivano mescolati assieme. Ovviamente allora la formula variava di serata in serata, oggi ovviamente la formula è quella, è standard. Quindi abbiamo una base di grappa, abbiamo tutta la nostra liquoristica e abbiamo anche un po' di brandy qui dentro. E è nata la nostra tagliatella, dopo è stata un po' anche addolcita con del liquore di marasca per dare quel tocco un po' più... Guardi, allora ho capito perché mi piace. Prima di tutto è un liquore per caso, Sì. nel senso che è venuto fuori, diciamo, da... E poi è la cucina povera, cioè con i resti si è fatta poi la cosa forse Certamente. di maggior successo. Infatti, chi è che ce la chiedeva? Ce la chiedeva principalmente lo zattiere, che era colui che conduceva le zattere lungo il Brenta, e il carrettiere che si fermava allora nel ponte per chiedere un cicchetto. Ma ci chiedeva qualche cosa di poco alcolico, non
di forte schietto come la grappa. No, qui siamo a 35 gradi. Roba da ridere. Con fortuna nostra Perché la è a grappa 50. invece a 50 gradi? Esatto. Mi devo scusare, io non sono abituato. E questo era già dolce e poco alcolico. È vero. E questo dava le forze e sostentamento per poter anche lavorare. E per poter continuare il viaggio, anche se a questo punto molto, molto slow.